Con voi, con l'EMPA di Treviso e con l'EMPA di Conegliano, vorrei parlare della situazione degli abbandoni, soprattutto di quest'estate. Che estate è stata? Allora, lato cani è stata un'estate dura, come al solito, quindi tantissimi abbandoni perché ovviamente quando la gente va in vacanza abbandona il suo cane, abbiamo trovati tantissimi sul territorio e soprattutto i regali di Natale, quindi i cani che vengono portati a pacco ai bambini di Natale e poi vengono, dopo che crescono, non sono più i cuccioli, vengono abbandonati a strada oppure al primo problema che c'è in famiglia si abbandonano. La cosa più semplice è abbandonarli, quindi tantissima disinformazione sulla non sterilizzazione e la non microchippatura del cane che comporta appunto la facilità di abbandonarlo senza conseguenze. Quindi quest'estate è stata veramente dura. Sì. Per quanto riguarda i gatti, sia il comune di Conegliano Veneto che il comune di Vittorio Veneto sono stati quelli dove si è riscontrata la maggior percentuale di abbandoni. Sì, beh, per quanto riguarda i gatti, quest'anno siamo già arrivati agli 850 ritrovamenti. Ovviamente si arriverà probabilmente a fine anno tranquillamente a sforare le 1000 ritrovamenti. I soliti problemi sono quelli della non sterilizzazione, ovviamente le persone non percepiscono la sterilizzazione come un contrasto poi a quello che può essere le nascite. Quindi poi si ritrovano delle nascite ovviamente non volute, sgradite e i metodi diciamo sono quelli soprattutto poi dell'abbandono, quindi lungo le strade o quello di chiamarci ovviamente dicendoci che ovviamente c'è questo problema. Ovviamente non tutti i gatti sono come Iris, che sono i gatti belli, sono gatti sani soprattutto. Molti gatti che ritroviamo sono gatti che hanno diversi problemi, soprattutto poi all'incuria perché vengono tolti dalla madre molto, molto giovani, molto piccoli e quindi sono gatti con problemi agli occhi. Ne abbiamo quest'anno quasi 16 che perderanno probabilmente la vista. E ovviamente avere dei gatti del genere comporta dei costi altissimi, sono degli animali buoni, quindi animali domestici, non animali gatti selvatici, insomma di colonia che possono essere liberati e quindi sono gatti che assolutamente bisogna prendersi cura e poi trovargli una famiglia.